Direi un classico tipo Thomas Mann e Buddenbrook, ad esempio, un libro che quando l'ho letto all'età di 20 anni, più o meno, mi aveva molto colpito. L'ascesa e la caduta di una grande famiglia, una metafora della vita attraverso una grande famiglia di industriali. Thomas Mann è un autore che va letto e va conosciuto. All'età di 20 anni forse non si capiscono molte cose, gli consiglierei di leggerlo e poi rileggerlo a un'età più matura, e quindi è un libro che può accompagnare una vita in qualche modo. Più o meno quando avevo 20 anni avevo già deciso più o meno di fare questo mestiere, l'attore, e volevo uscire dalla provincia di Novara, dove ero destinato a una carriera di avvocato, di notaio, di bancario, e quindi ho preso un treno, sono partito per Roma, ho fatto l'Accademia d'Arte Drammatica e da lì poi ho cominciato una carriera. Io credo che Pordenone Legge in realtà il pubblico si abitua a quello che oggi in realtà è molto raro, ad ascoltare le parole. Le parole sono molto importanti. Io ho fondato la mia vita sulle parole. Pordenone la conosco benissimo perché quasi ogni stagione vengo con uno spettacolo. Sono venuto anche ultimamente in febbraio col mio ultimo lavoro, che era Il costruttore Solness di Ibsen. Un pubblico molto maturo, un pubblico molto esigente, capace dall'ascolto soprattutto.